Abbiamo toccato i meno 60 centimetri ed era un valore che non raggiungevamo dal 1994. Questa volta non si parla di acqua alta e stivaloni, ma di bassa marea che non allaga né distrugge negozi e abitazioni, ma crea notevoli disagi alle imbarcazioni, trasporti compresi, con conseguenze anche per chi deve viaggiare. Le immagini mostrano anche come molte rive si stiano sgretolando. Sono circa 7 episodi di valori di marea inferiori a meno 50 centimetri che non sono un record. Quello che invece è molto interessante è il permanere di un livello medio basso, perché nei primi 3 mesi dell'anno siamo a circa 7 centimetri più bassi della media del periodo. Si spiega con questa situazione meteorologica in cui vediamo prevalere una struttura anticiclonica che prende tutta l'Europa centro-meridionale ormai da più mesi, con conseguenze per esempio con la perdita di precipitazione e con i fenomeni di siccità che tutti noi stiamo vedendo. A Punta San Giuliano la bassa marea ha portato le ostriche a uscire e crescere sul fondale per cercare acqua. In 5 anni la situazione è notevolmente peggiorata, un fenomeno preoccupante per cui da tempo si chiedono interventi, come ci ha spiegato chi la laguna la vive quotidianamente. Abbiamo fatto anche di recente una richiesta al provveditorato, alle opere pubbliche, di prendere in considerazione le nostre situazioni. Chiediamo che ci possano considerare con quel minimo di scavo che ci possa permettere di avere la possibilità di usufruire in maniera totale e permanente le nostre imbarcazioni, perché tante volte quasi è peggio quando noi ritorniamo e troviamo una bassa marea, perché a volte l'evoluzione della marea bassa o alta ha tempi diversi. Se noi siamo fuori e diciamo verso le 5 alle 6 di pomeriggio è ancora alta marea sufficiente e arriviamo magari mezz'oretta dopo, ci troviamo nella situazione in cui la nostra barca non può essere ormeggiata sul posto.